Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi ci occuperemo di un'altra parola e questa parola è credibilità. Innanzitutto direi che parlare di credibilità è difficile perché è un concetto che un po' sfugge, cioè secondo te tu come definiresti la credibilità? Io non saprei definirla esattamente perché come dici te è un concetto molto difficile, un po' insidioso. Se ti dico credibilità, chi pensi? Penso credibilità... dovrei pensarci un attimo, adesso non lo so. Mentre ci pensi andiamo dal professor Dovegna a chiedere il significato. Andiamo. Credibilità riguarda chi è credibile, cioè degno di essere creduto, degno di fede. C'è una radice del verbo latino corrispondente che viene dal sanscrito crad da. Crad vuol dire fede, da è un verbo che vuol dire porre, collocare. Chi si può considerare credibile oggi, secondo i parametri correnti? Non so, chi ha tanti I like, mi piace sul suo profilo Facebook, chi fa delle promesse senza curarsi poi di mantenerle. Io vedo in giro una grande voglia, perché poi forse la sento anche dentro di me, di credere a qualsiasi promessa, senza preoccuparsi troppo di aspettare una verifica. Un amico mi promette una serata da sballo, lo sballo promette un'esperienza piacevole se non paradisiaca. Sarebbe un po' noioso, un po' da vecchi aspettare di sapere se poi quelle promesse siano credibili. Meglio buttarsi, no? Ora penso anche alle promesse da campagna elettorale che sono un po' come le promesse da marinaio. Come si può pretendere la credibilità dai marinai? Hanno un fascino che sa di aria di mare, di libertà. La fede in questione non è affatto un salto nel buio, con buona pace di Pascal che lo affermava, ma è affidarsi, secondo un'etimologia ebraica della parola, a un sostegno che regge, che è saldo, che è robusto. Così Abramo è un po' il contrario di quello che oggi viene conclamato come l'unico segno sicuro di modernità, cioè il dubbio. Bisogna dubitare sistematicamente. Io personalmente sto volentieri con la scrittura che mi insegna che Abramo ha ritenuto credibile una promessa che sembrava incredibile da parte di Dio: avrai una terra e un figlio. Si è mosso di conseguenza e dice la scrittura che gli è stato accreditato come giustizia. Ma questo mi sembra interessante. Questa credibilità Dio se l'è guadagnata durante un cammino lungo, cioè ci vuole un processo di formazione, ecco, per arrivare a ritenere qualcuno credibile. Ci vuole anche questo, ci vuole un'esperienza. Questo a me, questo parametro, questo paradigma che mi insegna Abramo, mi sembra credibile.
Adesso che sento il significato, comunque hai avuto tempo per pensarci, ti richiedo, a chi ti viene in mente la parola credibilità? Beh, la parola credibilità mi fa venire in mente al giornalista, a colui il quale ogni giorno deve Ti essere... interrompo subito, credo di avere un incontro che faccia il caso nostro. Benissimo, e adesso allora. ti ci porto. Andiamo. Andiamo. Cosa significa essere credibile per un giornale oggi? Beh, la credibilità ritengo sia assolutamente il caposaldo attraverso il quale un giornale può fornire l'informazione a chi dall'altra parte ne usufruisce. Se non si è credibili, come si fa a pensare di poter soddisfare le richieste di chi si informa? Il lavoro primario di un giornale è dare un'informazione che sia sempre e comunque verificata. Io ritengo il punto di partenza in assoluto di qualsiasi collega che si avvicina alla professione. Dico collega perché chiaramente nel momento in cui svolge questa professione e diventa giornalista, ma io vedo anche spesso molti ragazzi che vogliono fare i giornalisti e chiedono di fare i giornalisti. Ecco, la prima cosa che io ripeto è sempre questa. Quando si fa i giornalisti bisogna pensare che lo sforzo più grosso è quello di verificare le informazioni con cui si ha a che fare. Se non si fa una verifica adeguata, costa fatica. Questo è quello che dà la credibilità, questo è quello che dà il valore aggiunto all'informazione, altrimenti è un'informazione che resta sulla superficie e con cui si deve fare i conti. Occorre tempo per informarsi, occorre tempo anche per fare informazione. Il tempo è quello necessario a realizzare dei servizi credibili, dei notiziari credibili, dei notiziari che fanno appunto della verifica dei fatti che si riportano sul giornale il caposaldo, quello da cui non si può prescindere. La rete di per sé è talmente vasta, è talmente variegata, è talmente impalpabile in tante delle sue componenti che quello che è la credibilità è un qualcosa che molto spesso sfugge. Sta a noi capire se chi mi offre un'informazione, soprattutto online, è credibile o meno. Noi quando siamo attori, ma nello stesso tempo siamo anche fruitori dell'informazione, chiediamoci se quello che stiamo guardando, leggendo, quello che stiamo in qualche modo assorbendo dalla rete è credibile. Sta a noi capire, ci sono gli strumenti, la rete li offre, ci vuole solo la capacità di pensare che serve tempo molto spesso per capire se quello che ci viene detto è credibile o meno, e poi c'è la credibilità di chi ce lo offre. Dopo aver ascoltato la storia del giornalista, di un direttore di un quotidiano, ti direi che sono molti, i professionisti che hanno a che fare quotidianamente con la parola credibilità. E quella che ti sto per raccontare è la storia di una psicologa che direttamente o indirettamente tutti i giorni ha a che fare con la parola credibilità, perché lavora a contatto con i carcerati. E dunque grazie a lei abbiamo scoperto qual è l'importanza per i carcerati appunto di essere credibile o non credibile. Mi pare di capire che sia una testimonianza piuttosto intensa. Sì, esatto, è molto intensa e anche molto originale, perché le parole della psicologa mi hanno fatto pensare e spero che facciano pensare anche te. Potresti portarmi a conoscerla? Sì, andiamo subito. Quando nella tua professione incontri la parola credibilità? La parola credibilità nella mia professione la incontro molto spesso,
perché spesso in studio le persone si chiedono da quale punto personale poter lavorare sulla propria credibilità nei confronti di se stessi e nei confronti degli altri. Le persone che hanno un'esperienza di detenzione nel momento in cui si avvicinano all'uscita o anche pensando al momento dell'uscita si chiedono come potranno essere nuovamente credibili a livello familiare, sociale, dopo aver comunque commesso uno sbaglio. Il lavoro che si fa spesso parte sì dal riuscire a dare un'immagine di sé positiva e credibile verso la società e la famiglia, ma a volte si riesce a fare un lavoro che va più in profondità, in una parte più autentica della persona, a partire quindi dal chiedersi quali fragilità personali, familiari, sociali hanno portato a delinquere e invece quali risorse intercettare per far sì che nel futuro si possa rispondere magari a dei momenti critici basandosi sulle proprie risorse, quindi in modo positivo. In questo caso la credibilità è una credibilità che parte da un lavoro su se stessi che fa rendere la persona più efficace nel muoversi nel mondo esterno. Nel caso in cui si trovi a essere un padre dal carcere o che uscirà poi dal carcere, si pone la questione di come poter educare i propri figli nonostante lo sbaglio, anche a volte uno sbaglio grande, che si può essere commesso. E spesso un lavoro importante parte dal pensare di essere testimoni con il proprio percorso di ricerca di un modo di riuscire a stare nella regola sociale e riuscire a trasmettere questo ai propri figli e cercare in loro quindi quella parte autentica, unica, no? Che ogni figlio ha, di poter stare nella regola sociale. E rimanendo sempre in ambito professionale, adesso andiamo a conoscere un'azienda particolare. Si tratta di una cooperativa sociale, Ollus, che ha deciso di lavorare e di far lavorare persone svantaggiate, persone che hanno un disagio sociale, persone che non riuscirebbero a trovare lavoro da nessun'altra parte se non appunto in un contesto quale quello di una cooperativa. Guarda, mi sono perso alla parola onlus, direi che forse devi portarmi a conoscerli per farmi capire. Sì, ma prima di portarti a conoscerli voglio dirti un'altra cosa, che per loro la parola credibilità è importantissima perché devono essere credibili ai loro occhi, ma soprattutto agli occhi dei fornitori, dei clienti con cui si relazionano tutti i giorni e non è semplice. Sì, effettivamente è piuttosto difficile barcamenarsi tra queste diverse prerogative. Va bene, allora andiamo a conoscerlo immediatamente. Che tipo di azienda siete e quanto è importante per voi essere credibili? Noi siamo un'azienda cooperativa sociale, si occupa di produzione di componenti per l'automotive e in particolare sistemi di sollevamento vetro che si trovano nelle auto. Per voi la credibilità è ancora più importante perché lavorate con che tipo di persone? Noi lavoriamo con persone che provengono da situazioni di disagio, per cui la credibilità può essere anche un po' pregiudicata dal fatto che abbiamo personale un po' più particolare degli altri e quindi a maggior ragione noi dobbiamo sembrare essere più credibili perché partiamo da un aspetto forse meno convincente. Ecco. Noi dobbiamo credere in noi stessi, ciascuno di noi, poi credere che l'altro che lavora insieme a noi sia altrettanto capace quantomeno di mettercela tutta e veramente di valorizzare quelle cose che sa fare e a quel punto lì riusciamo a essere credibili verso il cliente. Dal punto di vista lavorativo essere credibili significa portare un risultato costante
e dare eventualmente motivazioni valide del perché qualche volta il risultato non è stato come le aspettative, perché dare motivazioni corrette, reali e vere permette al cliente di reinvestire fiducia. Ecco. I clienti e i fornitori sanno che tipo di azienda siete, sanno con quale tipo di persone lavorate? Sì, lo sanno e quindi ci conoscono bene, ma innanzitutto ci devono conoscere per il prodotto che facciamo. Una volta che loro sono soddisfatti del prodotto, allora a quel punto lì nasce l'esigenza di conoscersi meglio, di approfondire la realtà del fornitore, e allora a quel punto lì vengono anche a conoscenza della nostra struttura, del nostro organico, di chi siamo realmente, ecco. Ed è fondamentale. La credibilità è quello che facciamo, quindi non ci credono sulla fiducia, ci credono su quello che facciamo, e di conseguenza poi si affidano anche alla realtà che siamo, che è una Onlus che si occupa di inserimenti lavorativi. Ma la credibilità viene prima, della conoscenza in alcuni casi. Ma te, Giacomo, hai mai pensato a quanto possa essere difficile per un ragazzo non vedente essere credibile agli occhi degli altri? No, ma mi rendo conto che sia una cosa assolutamente difficile, cioè non avrei idea di come risponderti. Esatto, e anche secondo me è molto difficile, però dopo aver conosciuto questo ragazzo, che non ti anticipo nulla, ho cambiato idea e ho capito che... Francesca, riesci sempre a creare suspense e mi incuriosisci. Bene, allora tagliamo la testa al toro e andiamo subito a conoscerlo. Willo, cominciamo a parlare della tua vita. Ti chiedo a quanti anni hai capito di avere una malattia visiva? Io mi sono accorto alle scuole elementari, perché non riuscivo a guardare alla lavagna, non capivo le lezioni, e da bravo bambino discolo che ero sempre all'ultimo banco, e negli anni piano piano avanzavo sempre di una riga perché non riuscivo a vedere la lavagna. E hanno scoperto i bravissimi dottori a Udine che io ho la sindrome di Stargardt, che è una maculopatia degenerativa. Ti chiedo se sapevi che cosa fosse realmente la sindrome di Stargardt e quanto è stato difficile ripartire dopo questa notizia, in un momento in cui comunque tu avevi ancora un buon residuo visivo. Sì, io avevo 3 decimi quando mi è stata diagnosticata questa patologia e non sapevo assolutamente cos'era. Come fanno molte persone, vanno su internet, si informano e poi si spaventano, perché comunque leggi che non esiste cura e negli anni perderai del tutto la vista. Ho imparato a non vedere e la gente fa fatica a capire che io ho una disabilità visiva, e per questo tante volte non mi crede. Pensano che tutti i disabili visivi non sappiano fare niente. Invece non è vero, ci sono molti, non tutti, ma molti che hanno delle capacità, magari anche più di chi ci vede. Che cosa ti ha dato la forza di ripartire, di metterti in gioco, ripartendo da solo e facendo forza sulle tue capacità? Orgoglio soprattutto, voglia di andare avanti e non usare la mia disabilità, come scusa. Cosa fa William oggi per essere credibile ai suoi occhi e a quelli della gente? William è un socio e un collaboratore dell'Unione Italiana Ciechi, si impegna con tutti i soci, le persone con disabilità visive, e entrando in questo mondo cerco di dare più credibilità sia a me che a tutte le persone con disabilità visive. Tu sai che la tua malattia è degenerativa, come la stai vivendo? Quanti anni hai adesso e come ti vedi tra 10 anni? Io adesso ho 34 anni e fra 10 anni spero di trovarmi magari sempre qua in Liguria, finalmente con un lavoro e più sereno. Sei credibile? Credo di sì.
stata una lunga giornata di incontri e effettivamente adesso è più chiaro cosa si intende con credibilità. È arrivato il momento che andiamo a sentire Don Luca e il suo commento al Vangelo. Va bene, allora andiamo ad ascoltare subito le parole di Don Luca. Allora entrò anche l'altro discepolo e vide e credette. Facciamo spesso fatica a scorgere la verità nelle informazioni che riceviamo. Un tempo si accordava fiducia a chi ci raccontava le notizie perché davamo credito alla sua affidabilità e al fatto che ciò che comunicava arrivava al termine di una verifica personale su quanto stava raccontando. Oggi questo aspetto sembra subire i contraccolpi di una crisi che va a colpire proprio il cuore della credibilità. E rimaniamo spiazzati anche perché il nostro cuore chiede fiducia per poter vivere. La credibilità ha a che fare con la fiducia nella vita e con la possibilità di riporre fiducia nell'altro. I discepoli che entrano nel sepolcro lo trovano vuoto e fanno memoria della parola di Gesù che aveva annunciato la sua risurrezione dopo 3 giorni. Per questo il discepolo vide e credette. Vide che la parola del Signore era davvero autentica e credette a ciò che stava vedendo. Dentro legami credibili la nostra vita può cambiare. Pensiamo a quante volte il tradimento, la falsità lacerano il tessuto delle nostre relazioni. Essere traditi da qualcuno nel quale abbiamo riposto fiducia, traditi in un'amicizia, traditi in un amore. Facciamo fatica a ripartire proprio perché la ferita della credibilità è difficile da rimarginare e anche a distanza di tempo sanguina ancora. Il Signore ci invita a coltivare e a custodire relazioni credibili e non tanto per una semplice questione di coerenza, quanto per una profonda restituzione di verità a quello che siamo. Essere credibili in fondo è essere veri e ancora una volta la verità ci renderà pienamente liberi. Tanti incontri, tante parole, tante testimonianze nuove. È arrivato il momento di sentire la sintesi di Don Alberto. Va bene, allora andiamo subito ad ascoltare le sue parole. Che cos'è la credibilità? La credibilità è essere davvero fedeli a quello che tu ritieni più importante per la tua vita. Sicuramente prima ci deve essere questa intuizione rispetto a dire che cos'è importante nella mia vita e come portarlo avanti. Tu sei credibile agli occhi della gente quando sai mettere in pratica quello che dici. Direi che sei credibile quando parole e fatti cercano di essere in un'unica direzione. Essere credibili agli occhi degli altri, ma soprattutto a noi stessi. Sì, infatti la credibilità parte innanzitutto da noi, dal intuire quel cuore, quel fuoco che ci permette di andare avanti con passione nella vita, e questo è importante che lo teniamo alto, no? Chiederci cos'è che veramente mi appassiona, e da lì possiamo essere credibili, ed è bello anche incontrare dei testimoni di credibilità. Penso che siamo segnati da queste storie che ci permettono così poi anche noi di portare avanti quello che ci sembra più bello. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata ed è arrivato anche il momento di raccontarci un po' cosa ci è piaciuto, cosa non ci è piaciuto. Io ti dico subito, Giacomo, che mi ha colpito tantissimo la storia dell'azienda Gandolfo, un'azienda che appunto lavora con persone svantaggiate e che nonostante questo appunto si propone ad altri clienti, ad altre persone, e cerca appunto di portare avanti onestamente il proprio lavoro. Io non saprei dirti una storia in particolare, sicuramente comunque questo viaggio mi ha insegnato e mi ha portato a riflettere di più su cosa sia la credibilità all'interno della mia vita. Te, Giacomo, come fai ad essere credibile, per esempio? Secondo me all'interno della mia vita è molto legato al concetto di coerenza comunque. Anche oggi il tempo a disposizione è finito, ci rivediamo alla prossima.